Nicolò Zaniolo non è un giocatore che regala momenti banali, mai dentro e fuori dal campo, e anzi, sottolineiamolo, soprattutto dentro il campo. Il numero 10 ha approcciato la Friuli Venezia Giulia Cup con la faccia giusta di chi voleva fare bene, di chi voleva mandare un messaggio forte e chiaro all'esterno, ma soprattutto alla sua gente, al popolo friulano. Un messaggio, diciamo, di pace e distensione, di cui forse non c'era bisogno perché i tifosi sanno quanto Nicolò possa cambiare le carte in tavola della stagione bianconera con le sue giocate. Anche il più incallito leone da tastiera, che non avrà ben preso il tira e molla sulle questioni di contratto, avrà dovuto mettere da parte il suo veleno social stropicciandosi gli occhi sulle giocate del talento bianconero. Tacchi, tunnel, passaggi perfetti, contrasti vincenti, tiri pericolosi, tutto il repertorio, con annesso assist a Solé, prima delle potenti parole a fine gara col Nottingham, in cui ha espresso tutta la sua voglia di continuare a crescere in quella che ormai per lui è la sua nuova casa, la città natale del suo secondogenito Leonardo. È fondamentale farci trovare il più pronti possibile contro il Padova, già settimana prossima e niente, quindi siamo felici, ringrazio il pubblico, questa grandissima atmosfera per l'accoglienza e siamo veramente contenti. Io sin dal primo giorno che sono venuto qua ho sempre detto che qua sono a casa, qua mi sento Nicolò che tutti conoscono, che hanno imparato a conoscere in questi anni giocando a calcio, e in campo mi sento la persona più felice di questo mondo proprio grazie alla gente, allo staff, all'Udinese, al club che mi ha fatto ritornare la voglia di giocare. E ancora il nuovo Nicolò non ha paura di ammettere di aver sbagliato, anche se è necessario sottolineare, lo ha fatto la dirigenza bianconera, che si è trattato alla fine di una negoziazione, magari con qualche tono più acceso, la presentazione del certificato, poi tutto ricomposto per il bene di tutti. Quel momento, quei 10 giorni per Zaniolo sono stati come un piccolo infortunio dal quale vuole tornare più forte di prima, con un legame più forte di prima. Ha capito Zaniolo che si poteva andare avanti con il sorriso della salita sul pullman verso Lienz e fare quasi finta di niente, ma che aprire il suo cuore può far avvicinare ancora di più una tifoseria intera che gli vuole bene e che a lui è già legato, per festeggiare anche qualcosa di più bello e importante del premio MVP vinto sabato sera. Quest'estate sono state cose che fanno parte del percorso, sono state delle piccole trattative che sono servite poi a ritornare ancora più forti di prima, e come quando c'è un infortunio poi si torna sempre più forti di prima, e quindi siamo tornati più forti di prima.